Gianni Castellan, vicepresidente di EBAV. Allora, EBAV scende in campo in aiuto alle aziende e anche ai dipendenti che sono stati colpiti dal tornado, dalla riviera del Brenta. In che cosa consiste questo aiuto? Questo aiuto consiste in un contributo sia per quanto riguarda la ricostruzione della casa del dipendente dell'artigianato socio EBAV ed un contributo anche per la ricostruzione del sito produttivo per quanto riguarda l'imprenditore artigiano aderente alla bilateralità dell'EBAV. Questo è un input che ci è stato dato dai nostri soci fondatori, che sono CGA, CNA e Casa e CGL Cisalui del Veneto, all'indomani dell'8 luglio, in cui ci è stato chiesto di deliberare una cifra, 300.000 euro, aggiuntiva per questo tipo di interventi. Ecco, c'è anche un intervento ad hoc per la popolazione o mi sbaglio? Sì, noi abbiamo chiesto anche un contributo straordinario agli altri enti bilaterali a livello nazionale, abbiamo già avuto la disponibilità dell'ente bilaterale nazionale e in tutti i casi abbiamo chiesto ai nostri soci fondatori di individuare delle figure del territorio che ci indichino un intervento di carattere generale per quanto riguarda qualche urgenza che c'è nel territorio che EBAV può assumere come impegno di ricostruzione. Io penso che sia preferibile, anziché fare una tassa sulla benzina che è antipatica, attivare tutte le categorie economiche presenti nel nostro territorio veneto e una volta che ci abbiamo messo del nostro, come fa EBAV, andare a schiena dritta a chiedere alle istituzioni nazionali, al governo e anche alla Regione Veneto di mettere la differenza che necessariamente ci sarà tra quello che volontariamente il popolo veneto tira fuori sul piano della ricostruzione.